Stefano, Marcello, insomma, che conosciamo già, Marianna, poi mi avvicino a Mohamed e insieme a te salutiamo anche Ausilio che è malato, certo. Quindi oggi non è in questo nostro palcoscenico. Mohamed, tu sei egiziano, canti nel vostro ultimo lavoro nella tua lingua. Come mai hai scelto la Sardegna e che cosa ti sta dando la nostra musica sarda che poi si unisce a quella tua del tuo paese? Sinceramente io non vedo molto differenza della musica egiziana, araba e il sarda, simili molto. Quindi si possono unire certo. E creare armonia insieme? Certo, per quello ho lavorato con il maestro Marcello, con lui trovo molto bene, anche che canto questa canzone del prossimo CD contro la guerra. Me lo fai sentire un pezzettino piccolo piccolo? Allora inizia una melodia araba. Sì. Faccio وليه نضيع عمرنا. Grazie Mohamed, così a freddo è stato armonia tra la musica sarda e la musica egiziana, come armonia sarà il titolo anche del vostro prossimo lavoro. Adesso invece ascoltiamo Serena, dedicata alla Sardegna, dedicata però alla pace, dedicata un po' al mondo affinché possa essere più sereno. Quindi un augurio per tutti quanti. Isdenora. Se sfalava e firma a me con serena malinconia, poi mi preni e sentimento, oh compagna e vita mia, essa bellezza, costuasi umilità, gusta solo essa ricchezza, fai d'onori e nobilità, a fianco essa bellezza, vita mia, a tu canto e so contento, Deus m'ha dato
questa fantasia chi me prusu den'alimento oh compagna e vita mia Grazie a Isdenora.